Ancora è ricoverato in gravi condizioni il 18enne accoltellato alla gola a Treviso, aggredito da 2 italiani e uno straniero, ha detto il giovane prima di perdere i sensi. Si indaga per attentato omicidio. 40enne albanese ferito da un colpo di pistola alla spalla esploso da un uomo che l'ha atteso sotto casa con il volto coperto da un passamontagna. Indagano i carabinieri. Le strade, ieri sera lungo la Feltrina a Pederobba ha perso la vita un giovane motociclista padovano, stava andando in montagna per le vacanze. Serata movimentata in un ristorante di Montebelluna, 22enne, prima ruba 2 bottiglie di champagne, poi aggredisce il titolare, arrestato dai carabinieri. Canali in secca e fossati trasformati in rivoli maleodoranti, accade da settimane a Treviso, l'attacco del sindaco Conte, qualcuno preleva abusivamente l'acqua per irrigare. Le spettacolari immagini dall'alto del Piave diventato rosa dopo le intense piogge in montagna dell'altra notte, a realizzarle dall'aereo un pilota trevigiano. I vostri oggetti legati alla Grande Guerra, 3 anni di conflitto, raccontati in 3 fogli scritti da Amedeo Tonon, Fante, classe 1896. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura la violenta aggressione subita da un ragazzo di 18 anni l'altra notte a Treviso. Il giovane colpito da una coltellata alla gola è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello. È giallo sull'accaduto. La procura ha aperto un fascicolo intanto per attentato omicidio. Sentiamo. È ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello il 18enne trevigiano accoltellato alla gola giovedì notte nel parco Mazzotti all'altezza di Porta Fragiocondo mentre tornava a casa dopo aver assistito ad un concerto sulle mura di Treviso. Le condizioni sono stazionarie, la prognosi è riservata. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per tentato omicidio. Il ragazzo, prima di essere ricoverato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è riuscito a pronunciare solo poche parole ai primi soccorritori e poi ai genitori. Mi hanno aggredito 3 persone, 2 bianchi ed un africano. Intanto si stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli uomini della squadra mobile della questura di Treviso stanno sentendo gli amici del giovane, i familiari, eventuali testimoni, alla ricerca di qualche indizio che possa essere utile a risalire agli aggressori. È giallo anche sul movente della violenta aggressione. Rapina, spedizione punitiva, litigio degenerato o cos'altro. Gli inquirenti al momento non tralasciano alcuna pista. L'unico oggetto che sembra mancare è il cellulare del 18enne. Forse è stato rubato dagli aggressori? Tutti interrogativi ai quali la polizia sta cercando di dare una risposta nell'attesa che il giovane si riprenda e possa raccontare l'accaduto. Ed ancora cronaca, una notte di violenza ad Oderzo con un vero e proprio agguato, ferito a colpi di pistola un bodyguard del Casinò di Venezia e spunta la pista passionale. Un vero e proprio agguato nella notte ai danni di un cittadino albanese di 40 anni addetto alla sorveglianza del Casinò di Venezia, ferito alla schiena da un colpo di pistola sparatogli alle spalle da uno sconosciuto che lo stava aspettando nascosto e con il volto coperto nei pressi della sua abitazione. Il 40enne è stato ricoverato all'ospedale di Treviso dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e nonostante le sue condizioni non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto verso le 3:40 del mattino in via Volta nell'immediata periferia di Oderzo. Tra i vicini di casa nessuno ha visto e sentito nulla. No, non ho sentito niente. Chi ha fatto gli spari? Ma io non lo sento però. Neanche a me fiori, nessuno. Lo straniero, dopo aver parcheggiato la sua auto a pochi metri da casa, è stato raggiunto alle spalle da uno sconosciuto con il viso travisato che gli ha sparato un colpo di pistola ferendolo ad una scapola. La vittima si è accasciata e l'aggressore, credendolo morto, è fuggito. Soccorso dai sanitari del SUEM 118 è stato trasferito all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverato. La procura ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato di tentato omicidio a carico di ignoti. L'indagine è affidata ai carabinieri che non vogliono scartare nessuna ipotesi, nemmeno quella della pista passionale. L'uomo sarebbe stato minacciato anche in passato, come ci racconta un amico, dalla sua ex convivente. La ragazza sua lo minacciava di solito per telefono, ti ho lasciato, vabbè non mi trovo più con te, ciao, cosa c'è?
È finito il rapporto, mollati, però quella non voleva lasciarlo. Le indagini saranno approfondite quando la vittima potrà essere sentita dagli inquirenti. Ed ancora sangue sulle strade della Marca, l'ennesima tragedia ieri sera a Pederobba lungo la Feltrina, a perdere la vita un motociclista padovano. Per Eric Salviato doveva iniziare un weekend in montagna insieme ad un gruppo di amici e invece lungo la strada per la vacanza il 31enne di Padova ha trovato la morte. L'uomo in sella alla sua moto stava viaggiando lungo la Feltrina quando intorno alle 21 all'altezza di Pederobba si è scontrato contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta per motivi che dovranno ora essere chiariti dagli agenti della polizia stradale. Il Centauro ha poi finito la sua corsa contro un muretto, fatali le ferite riportate. Il 31enne è morto sul colpo davanti agli occhi impotenti degli amici che erano con lui. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ruba dello champagne e poi aggredisce il titolare di un ristorante in manette, è finito un 22enne, è accaduto a Montebelluna. Rapina aggravata e lesioni personali sono le accuse che gravano su un 22enne italiano di origini marocchine con precedenti arrestato dai carabinieri di Montebelluna. Ieri sera, poco prima di mezzanotte, il giovane insieme ad altri 3 amici è arrivato in un ristorante chiedendo se vi fosse un tavolo per loro. Quando il cameriere ha risposto che la sala era piena, i 4 si sono allontanati, ma prima di uscire il 22enne ha agguantato 2 bottiglie di champagne chiuse in un frigorifero. Il gesto è stato però notato da un cliente che ha avvertito il titolare. Quest'ultimo si è avvicinato al gruppetto chiedendo che gli venissero restituite le bottiglie, ma di fronte a quella richiesta il ragazzo ha reagito facendolo cadere a terra con uno spintone e colpendolo con un calcio alla testa. In soccorso del ristoratore è intervenuto anche un altro avventore, a sua volta picchiato con una testata che gli ha procurato la rottura di un dente. A quel punto il 22enne si è allontanato, immediata la chiamata ai carabinieri che si sono messi sulle tracce del giovane, ritrovato poco dopo e arrestato. Truffe e furti ai danni di persone anziane, la polizia ha arrestato 2 nomadi, sentiamo. Giovani, avvenenti, ben vestite, dai modi gentili e persuasivi, l'identikit sembra quello della fidanzata ideale, magari per qualche attempato signore. In realtà è quello di 2 truffatrici e ladre provette che, guarda caso, rivolgevano le proprie attenzioni ad alcuni anziani residenti in centro storico a Treviso. A notare le 2 ragazze, entrambe ventenni, alloggiate in un albergo in città, sono stati gli agenti della squadra mobile di Treviso impegnati in attività di contrasto ai furti in casa. Gli agenti le hanno pedinate e successivamente controllate. Le 2 ragazze nomadi sono state trovate in possesso di documenti falsi utilizzati con tutta probabilità per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Entrambe sono state arrestate. A carico di una delle 2 è anche emerso un provvedimento di carcerazione risalente all'epoca in cui era minorenne. Non è certo la prima volta che a Treviso vengono individuate giovani e belle ragazze che utilizzano l'avvenenza come arma per truffare o derubare soprattutto gli anziani. A luglio era stata denunciata l'ormai famosa ladra degli abbracci, una bella ragazza dell'est specializzata nei furti con destrezza. Con la tecnica dell'abbraccio, appunto, aveva rubato Rolex, collane e altri monili alle ignare vittime. Ancora controlli della polizia locale in centro storico a Treviso. Oggi i vigili urbani sono intervenuti nei giardinetti di via Toniolo assistendo ad una cessione di stupefacente. L'acquirente, che aveva appena comprato una dose di eroina, è stato sanzionato. Lo spacciatore, noto pusher straniero con numerosi precedenti specifici, è riuscito a scappare ma è stato riconosciuto dagli agenti che procederanno a denunciarlo. I controlli della polizia locale proseguiranno nelle prossime ore anche nei parchi e nelle aree verdi dei quartieri di Treviso. E restiamo in città per parlare della lotta al degrado che continua. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, vietato sedersi su muretti e sdraiarsi sulle panchine. L'ordinanza è in vigore, sono già fioccate le prime contravvenzioni. Sentiamo. Vietato sedersi su muretti, aiole o sulle catenelle che delimitano recinzioni e sui gradini dei monumenti, ma anche sdraiarsi sulle panchine o a terra. Da lunedì scorso con i controlli sono scattate anche le sanzioni, le multe fino a 50 euro e i risultati non sono tardati ad arrivare secondo la polizia municipale.
Sì, sicuramente un risultato positivo l'abbiamo già raggiunto e possiamo dire senza paura di essere smentiti che c'è stata una forte diminuzione di presenze di persone sospettate o che in passato avevano spacciato sostanze stupefacenti. In diverse occasioni abbiamo ricevuto i complimenti e abbiamo avuto un'indicazione dagli stessi cittadini di continuare su questa strada e sicuramente noi continueremo. La polizia, sia in divisa che in borghese, pattuglierà in particolare nella zona tra via Roma, Ponte San Martino e Riviera Margherita. L'obiettivo, oltre a far rispettare il decoro, è quello di disincentivare l'assembramento di soggetti, molti dei quali stranieri. Abbiamo fatto un totale in 2 giorni di 7 contravvenzioni, la maggior parte sono cittadini extracomunitari, dei 7 uno è un cittadino italiano e nel presiedere la zona abbiamo potuto individuare anche altri soggetti che alla luce del provvedimento firmato qualche mese fa che riguarda il DASPO, il divieto di consumo di bevande alcoliche, abbiamo notificato a 4 soggetti il provvedimento di divieto di frequentare quei determinati luoghi. Si sono svolti questa mattina nel Duomo di San Dona di Piave i funerali di Luciano Miotto, l'imprenditore trovato senza vita martedì in mare al largo di Jesolo, vittima di un malore durante un'immersione. Il 59enne che viveva a San Donà e che era a capo di un'azienda a Cessalto era scomparso al largo di Cortellazzo sabato 28 luglio. Subito erano iniziate le ricerche fino a martedì con il drammatico epilogo ed il recupero del corpo. Una folla commossa stamane ha dato l'addio a Miotto, presenti familiari, gli amici, numerosi imprenditori e i dipendenti dell'Imesa di Cessalto. È a loro che si è rivolto al termine della cerimonia il fratello di Luciano Miotto, rassicurando tutti sul futuro dell'impresa. Non prelevate abusivamente l'acqua, l'appello del sindaco Conte che interviene sul problema della scarsità d'acqua nei canali del centro di Treviso. Ne abbiamo più volte parlato nelle scorse settimane, anche raccogliendo le proteste dei cittadini. Si ipotizza che vi sia qualcuno che stia rubando l'acqua per irrigare i propri terreni. Sentiamo. Canali senza acqua con i disagi che ne conseguono, visto anche le alte temperature di questi giorni, forti odori e il proliferare di insetti. Il centro di Treviso da settimane sta facendo i conti con questa situazione. Casugana dalla sua sta monitorando il problema per cercarne le cause, visto poi che a nord il livello dei corsi d'acqua risulta normale. Noi siamo in costante contatto con il consorzio di bonifica che ci ha garantito che i flussi dei fiumi sono regolari nella zona nord della provincia. Colpa di un aumento di consumi per irrigare i campi visto il caldo tropicale? No, perché stando ai dati sui prelievi la situazione è nella media della stagione. Ecco che allora spunta un'altra ipotesi per spiegare questa carenza e che andrà naturalmente verificata, ovvero potrebbe esserci qualcuno che in modo abusivo starebbe prelevando l'acqua. Non andare a prelevare l'acqua in modo non autorizzato per evitare che ci siano ripercussioni e disagi in città. Il sindaco Conte lancia un appello nel caso vi sia la necessità di una quantità maggiore di acqua. Prego tutti di rivolgersi al consorzio in modo tale che possa essere regolamentata e non creare disagi al centro storico. Ci spostiamo ora in provincia, andiamo a Castelfranco per tornare a parlare del restauro delle storiche mura della città. In arrivo un nuovo sistema di illuminazione. Qualche risultato ce l'abbiamo, abbiamo istituito il bando per la ricerca di illuminare le mura di Castelfranco e devo dire che abbiamo avuto anche qualche risposta. Il progetto di recupero delle antiche mura di Castelfranco dunque va avanti. Il simbolo della città è pronto a risplendere grazie ad un nuovo sistema di illuminazione. Stiamo esaminando, aprendo le buste che sono arrivate come offerte di pubblica utilità e credo che siamo addirittura d'arrivo appunto per poter illuminare in maniera moderna le nostre mura. 7 milioni di euro è la cifra necessaria per il completo restauro delle mura
E mentre la raccolta fondi prosegue, il comune di Castelfranco va avanti con gli interventi di ristrutturazione, ma l'obiettivo è quello di un più completo restyling del centro storico castellano. Non solo attraverso le mura, ma proprio una riprogettazione di quello che sarà l'arredo urbano della piazza e rivedere un po' quello che è anche appunto la viabilità della piazza stessa e del centro storico di Castelfranco. Restiamo a Castelfranco per parlare della realizzazione del parcheggio delle scuole elementari di Salvarosa. Vediamo. State vedendo la realizzazione del nuovo parcheggio che consentirà ai bambini che vanno a scuola di entrare ed uscire in sicurezza. Sarà un inizio di anno scolastico diverso per alunni e genitori della scuola elementare di Salvarosa che a settembre troveranno ad aspettarli un nuovo parcheggio atteso da tempo nella frazione di Castelfranco. Sono previste le opere di asfaltatura, il manto di asfalto il 6 di agosto e quindi verosimilmente per l'apertura dell'anno scolastico il parcheggio sarà fruibile. L'opera da 250.000 euro è il frutto di un lavoro di mediazione con un privato, visto che su quell'area edificabile c'era già un progetto esecutivo. Abbiamo raggiunto un buon accordo con il privato, nel senso che abbiamo ceduto un terreno di pari valore in un'altra zona della città e in cambio abbiamo avuto questo. Non vi era altra possibilità di dare una risposta alla scuola e alla frazione tutta se non questa. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Parliamo ora del tempo perché quella di oggi è stata un'altra giornata di caldo intenso, ma l'aria molto calda e umida presente sulla nostra regione potrà favorire qualche tratto di instabilità sulle zone montane e pedemontane nelle prossime ore. Proprio su queste zone le previsioni dell'ARPAV non escludono qualche locale temporale che potrebbe risultare anche intenso, soprattutto in montagna. Per questo il centro polifunzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato d'attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alle 9 di mattina di domani per i bacini idrografici dell'Alto Piave e del Piave pedemontano a cavallo tra le province di Belluno e di Treviso e poi per l'Alto Brenta Bacchiglione, l'Adige Garda e i Monti Lessini nel Veronese. Visti i fenomeni meteorologici, la criticità idrogeologica è appunto attesa, riferita solo nel caso di temporali molto forti. Caldo intenso oggi anche sul primo weekend di esodo per le vacanze estive. Il traffico è stato molto intenso sulle autostrade e su tutte le principali direttrici verso le località di vacanza della regione. Code e rallentamenti a fisarmonica soprattutto in A4 nello snodo di Padova, lungo la tangenziale di Mestre e poi in tutto il tratto del Veneto orientale del Friuli Venezia Giulia, 7 km di coda che si sono registrati oggi pomeriggio a Trieste Lisert, lunghe code anche all'altezza di San Donà di Piave. Autovie Venete ha attivato il bypass dalla A4 verso la A34 Villesse Gorizia per sdoppiare il traffico e alleggerire quindi la A4 proprio nel tratto Villesse Gorizia, quindi da tutti i veicoli diretti verso le spiagge del litorale veneto-friulano e verso la Croazia. Per i mezzi pesanti, lo ricordiamo, è vietata la circolazione in autostrada oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Ed ora l'incredibile spettacolo del Piave Rosa che dopo le forti piogge in montagna di mercoledì notte, giovedì si è straordinariamente colorato di rosa. Vediamo. Non è un enorme stormo di fenicotteri e nemmeno uno scherzo. Visto dall'alto giovedì pomeriggio il Piave si presentava proprio così, di uno spettacolare quanto incredibile rosa acceso. A realizzare le spettacolari riprese il pilota e fotografo trevigiano Lando Arbizzani dall'Aeroclub Belluno, che alzatosi in volo assieme ad un collega si è improvvisamente trovato davanti allo spettacolo del Piave Rosa. Al traverso di Sedico, dove arriva l'affluenza del Cordevole, abbiamo notato una colorazione rosa intensa delle acque.
Abbiamo seguito il corso del fiume fino in pratica all'uscita dopo dalle montagne, e questa colorazione continuava tranne un pezzo in direzione, subito dopo Quero, in direzione di Fener, dove le acque erano tornate verde smeraldo. Poi, oltre la diga, il fiume è tornato a colorarsi di rosa per altri 6-7 chilometri. Molto probabilmente a provocare l'inusuale fenomeno le forti piogge di mercoledì notte nell'area dolomitica, che hanno provocato un dilavamento delle rocce. La colorazione rosa è probabilmente dal rosso ammonitico, da quelle rocce che sono molto frequenti nelle nostre Dolomiti, e quindi l'ha portata giù tutta assieme questa torbidità che ha colorato così intensamente le acque. Uno spettacolo inusuale, suggestivo, che ha provocato un'emozione particolare ad Arbizzani, che negli ultimi 2 anni si è dedicato a raccogliere foto e testimonianze della Grande Guerra. A me e anche all'altro pilota ha dato un senso di commozione, perché abbiamo pensato che 100 anni fa le acque erano colorate di rosso. E quindi sembrava quasi una cosa evocativa che ci dava la misura di una rievocazione di un evento terribile 100 anni dopo, attraverso questa colorazione molto, molto più bella. Ecco, parliamo ora della Grande Guerra con la nostra consueta rubrica dedicata ai vostri oggetti legati appunto al primo conflitto mondiale. Andiamo a Francenigo di Gaiarine questa sera per incontrare la famiglia Tonon, ma soprattutto per conoscere la storia di Amedeo Fante, classe 1896. Ricordi della guerra mondiale 1915-18. Con la classe 1896 mi sono presentato a Venezia con il 230 Fanteria. Fui presente a Mestre, a Modena, a Taranto. Dopo furiosi... È la guerra di Amedeo, letta dalla nipote Nellis. Eccolo Amedeo Tonon, 20 anni, Fante del Regio Esercito Italiano. Ed eccoli i fogli originali sui quali ha scritto la sua grande guerra. Fogli custoditi dai figli, dalla nuora ed ora dalla nipote che sin quasi da bambina aveva sentito la storia del nonno. Vicende che raccontano di questi nostri contadini fatti diventare soldati, che quasi non sapevano distinguere il comandante dal parò. Ma per aver avuto una licenza così lunga dovevo avere un buon santolo, ma per questa grazia, ma ne aveva fatta la pena, avevo il mio padrone Pietro Mandari. Termini che fanno riflettere sulla condizione agli inizi del Novecento. Braccianti che non erano mai andati al di là del proprio paese, che d'un tratto si trovano dentro dei buchi sul Carso a sparare ad altri contadini che parlano una lingua diversa. Poi la tragedia di Caporetto. Venni mandato al rinforzo del 116° Fanteria a Gorizia. Partecipai a grossi combattimenti. Fui ferito leggermente alla mano e alla coscia e mi hanno trasferito in ambulanza al Monte Nero, al canale di Sonzo. Là, tutta la notte fucilate e rimbombi. All'alba il giorno dopo, presi alle spalle dagli austriaci, siamo stati fatti prigionieri. Dopo che il nostro comandante ci ha fatto abbassare le armi, siamo partiti a piedi. Anche la fine della guerra per il soldato Tonon non è nient'altro che l'inizio di un'altra avventura, quella di tornare a casa. Giunto l'armistizio, noi si era ai confini dell'Ungheria, alla stazione dove eravamo in attesa di treno e ci riportasse a casa attraverso l'Austria. Abbiamo trovato tutti gli uffici abbandonati e le fucilate giungevano da ogni parte. 1916-1918, 3 anni in 3 fogli, che ora la famiglia Tonon vorrebbe donare a qualche museo, perché la storia del Fante Amedeo, diventato a 75 anni cavaliere di Vittorio Veneto, non stinga nella memoria, come invece sta succedendo per l'inchiostro vergato su queste carte. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per domani. A tutti una buona serata e una buona domenica.
General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Domenica in compagnia del bel tempo sul Triveneto, ma anche con qualche temporale. Vediamo dove. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima caldo con temperature minime tra 20 e 26 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 36 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime comprese tra 21 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 36 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque, specie al mattino. Qualche temporale, tuttavia, sarà possibile al pomeriggio sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 36 gradi circa. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.